Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Come sapete amo panificare a casa e oggi ho preparato il cuccidato siciliano, che è un pane solo di farina di rimacina, e vi faccio vedere subito come. Questo è il cuccidato, guardate com'è croccante, ancora caldissimo. Diciamo che mi sono dimenticata di fare i taglietti prima della lievitazione e non si è allargato tantissimo, ma voi li farete prima della lievitazione e vi verrà meglio. È un pane antichissimo, di solito si fa con il crescente, che è un lievito madre che usavano le massaie di una volta, ma noi lo facciamo con il lievito di birra. Quindi vi lascio subito la ricetta. Gli ingredienti che ci serviranno per 2 cuccidate da 900 g ciascuno sono 25 g di sale, 1 kg 150 g di semola di rimacina, 730 ml di acqua a temperatura ambiente, 10 o 15 g di lievito di birra a seconda del tempo che avete e un cucchiaino di miele di acacia oppure del malto. Iniziate a fare sciogliere il miele e il lievito con un goccino di acqua, dell'acqua totale, e mescolate il tutto fino a che non si sciolga per bene il lievito e anche il miele. Se avete il malto, utilizzate il malto, che è ancora meglio. Quindi coprite il vostro lievito, io uso il mio tappo in silicone che è comodissimo, e lo metto a riposare nel forno spento con la luce accesa per circa 20 minuti. Tra poco vedete che cosa succede, perché c'è stato chi nei commenti mi ha scritto: Laura, ma che cosa serve questa operazione se poi non hai messo nemmeno farina? Cosa ti deve lievitare? E nel frattempo che il nostro lievito inizia a fermentare, setacciamoci tutta la farina dentro la ciotola della nostra planetaria. Ovviamente potete pure impastare a mano, ma ci vorrà olio di gomito. Come ben sapete dovrete minimo impastare per 15 minuti. Trascorsi 20 minuti andiamo a riprendere il nostro lievito, che nel frattempo ha fermentato. Guardate qui cosa è successo. Innanzitutto potete già notare le bollicine che si sono formate all'interno, e poi, se metto di profilo, potete notare come si è formata pressione all'interno. Questo perché il lievito ha iniziato a fermentare. In questo modo darete più forza al vostro impasto. Quindi versiamo la nostra acqua fermentata con il lievito e il miele o malto dentro la farina e iniziamo a fare impastare. Mettiamo la nostra planetaria a velocità 1 e iniziamo ad aggiungere l'acqua poco per volta. In questo modo la farina si idraterà meglio fino a terminare completamente l'acqua, e quasi alla fine aggiungeremo pure il sale. Dovrete impastarlo per circa 10-12 minuti, se a mano anche 15. Quando l'impasto però inizia a diventare più consistente e più duro, aumentate la velocità di 1, perché c'è stato chi mi ha chiesto: Laura, ma la mia macchina è come la tua, la mia planetaria, perché non impasta come la tua? Quando diventa più duro l'impasto dovete aumentare la velocità per dare alla macchina la possibilità di più energia, ovviamente, perché è sempre una 1500 watt, è potentissima, non abbiate paura che si rompa. Detta questa piccola parentesi, andate a spolverizzare la vostra spianatoia con della farina di semola di rimacina di grano duro, ovviamente, e trasferitevi sopra l'impasto, che risulterà poco appiccicoso, ma non di troppo, ragazzi, veramente pochissimo. Mettiamo meno farina prima, perché poi dobbiamo continuare a lavorarlo con la farina, e quindi altrimenti non sarebbe così soffice il risultato finale. Adesso andiamo ad impastare un pochino con le mani, dopodiché andremo a formare un paio di pieghe, così proprio alla meno peggio. In questo modo arrotoliamolo su se stesso, formiamo una palla. Guardate, un po' appiccicoso lo è, ma si toglierà mano a mano che lo lavoriamo con la farina. Quindi in questo modo arrotolatelo su se stesso e formate una palla.
Formata la vostra palla, andate a mettere un altro po' di farina sulla vostra spianatoia e coprite la vostra palla, guardate che bella, con una ciotola e lasciatela riposare così per circa 20 minuti, mezz'oretta, ecco. Trascorsi i nostri primi 20 minuti potete notare che l'impasto già si è rilassato abbastanza, quindi premetelo con le mani e andate a formare delle pieghe in questo modo. Ecco qua, prima a 3, poi girate l'impasto e arrotolatelo su se stesso. Prima premetelo con le mani, appunto, e poi arrotolatelo su se stesso. In questo modo andremo a dare più forza al nostro pane. Formiamo di nuovo la nostra palla e lo lasciamo riposare altri 20 minuti, coperto sempre con la nostra ciotolina. Ed ecco qui che siamo pronti ad andare a formare le nostre cucciddate o ciambelle di pane. Andate a dividere l'impasto in due cercando di essere più precisi possibile. Se poi una vi viene da 1 chilo e l'altra, come è successo a me, l'altra vi viene da 800 grammi, non si muore. Ecco, quindi prendiamo la nostra metà di impasto e lo andiamo di nuovo a schiacciare prima con le mani. Togliamo la bilancia che non serve più, volevo solo farvi vedere la differenza, e premetelo con le mani e andate a formare di nuovo le pieghine, in questo modo, arrotolatelo su se stesso praticamente, prima da un verso, poi lo girate per il lungo e fate la stessa cosa dall'altro lato e formatevi 2 palline. Quindi fate rilassare le vostre perline per ancora 10 minuti coperte da delle ciotole, in questo modo vedrete. Dopodiché andiamo a formare le nostre cucciddate. Quindi cominciamo con la prima, mettiamo un po' di farina al centro, così, e andiamo a premere al centro con le dita, in questo modo. Dopodiché allarghiamo anche da sotto, così come state vedendo fare a me, e con l'aiuto di entrambe le mani andate a formare la vostra ciambella, in questo modo, girandola sulle mani. Appoggiatelo sulla vostra spianatoia e andate ancora a allargarlo un pochettino in questo modo, dopodiché la potete trasferire sulla vostra placca da forno. Facciamo la stessa operazione per l'altra cucciddata e le poniamo sulle placche da forno. Io ovviamente ne ho una grande e quindi le cuocio contemporaneamente. Date ancora una forma e spolverizzatele con della farina, sempre di rimagine ovviamente, e questo sarà il momento di andare a fare i tagli, i quali io vi dicevo già prima che ho dimenticato, ahimè, mi sono messa a fare d'altro e ho dimenticato i tagli, quindi ve lo mostrerò dopo, anche se poi non aveva più senso, ma l'ho fatto solo per mostrarvelo. Quindi coprite con un canovaccio pulito e lasciate lievitare nel forno spento con la luce accesa fino al raddoppio. Ci vorrà all'incirca 3/4 d'ora o un'ora. Trascorsa un'oretta circa, ecco il nostro pane lievitato. Adesso vi mostrerò come fare i tagli, anche se effettivamente adesso non ha più senso, avremmo dovuto farli prima. Quindi con una lama o un coltello tagliente o una lama di quelle che si usano pure per fare la barba, ci sono pure quelle alimentari, ma io non l'ho trovata e quindi ci adeguiamo ragazzi, ci dobbiamo improvvisare. È nuovissima ovviamente. Andiamo a fare 4 tagli alle estremità in croce,
tagli di circa 3-4 cm in questo modo, così quando lieviterà il vostro pane diventerà ancora più grande. Io ovviamente lo faccio per farvi vedere come fare. Quindi andiamolo a mettere in forno a 230 gradi, forno statico preriscaldato, nel piano più basso del forno. Mettete inoltre un pentolino con dell'acqua così da creare umidità all'interno del forno e creare una crosticina più croccante all'esterno, e il pane risulterà più soffice all'interno. Inoltre, se avete la pietra refrattaria, cuocetele su pietra refrattaria, che diventerà ancora più rustico. Ed eccolo qui pronto, ma non è bellissimo? Lasciatelo intiepidire 10 minuti e poi possiamo andare a fare la prova assaggio. E dopo che l'avete sfornato un pochettino, andiamolo a tagliare e vediamo com'è l'interno. Vediamo questo. Diamo un bel coltello. Ancora è fumante. Questa è la consistenza che otterrete. C'è un profumo, ragazzi. Il nostro pane cuccidato adesso io lo vado a tagliare, non tutto perché non credo che lo mangiamo tutto, e lo vado a condire con olio, sale, origano e pepe. Dopodiché potete aggiungere qualsiasi cosa voi più preferiate, ma vi assicuro che è davvero buonissimo. Io lo mangio così con l'olio e basta oggi. Che buono il pane di casa. È buonissimo, rifatelo. E prima di chiudere vorrei mandare un grosso abbraccio ad Anna Rita da Milano, anche lei siciliana, che mi ha chiesto di salutarla. Ciao cara, ti abbraccio fortissimo. E per quanto riguarda questa videoricetta è tutto, spero che vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciatemi un like, un commentino, così che io so che vi è piaciuta realmente. E vi ricordo che mi trovate anche su Instagram, Pinterest e Facebook e su Telegram. E quindi alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao! Tutti e ben trovati alla cucina del cuore. Oggi faremo insieme una ricetta particolare, una ricetta siciliana. Voi mi farete prima della lievitazione, eppure sapete, no, va bene, no, quindi mi è giuta stasera, mo.